Una striscia di 6 successi consecutivi ha proiettato il Sestri Levante al comando della classifica Corsari, che si presentano al Ferrando ospiti di una Genova Calcio che invece deve resettare le ultime 2 sconfitte per mano di Finale e Athletic. A partire spavalda, sirene spiegate alla Genova Calcio all'11°, lo splendido destro di Ilardo da circa 25 metri fa gridare alla rete. La traversa salva Confortini. I rossoblù si distendono in contropiede con la triangolazione Cuneo-Cirincione, impattato in corner da Capannelli. È una brutta tegola quella che si palesa al 25°, perché alza bandiera bianca Croci per gli ospiti dentro capo. Da qui in avanti gli ospiti iniziano a prendere pian piano il possesso delle operazioni. Al 38° Cirincione si mette in proprio, il suo mancino trova l'inzuccata dell'ex Parodi, il riflesso di Dondero salva la Genova Calcio, ma è tutto vano per la posizione irregolare del 10 rossoblù, e sono ancora proprio gli uomini di Ruvo pericolosi al tramonto di frazione con Panepinto che impanta alto l'invito di Buffo, firmando di fatto i titoli di coda del primo tempo, che appunto termina 0-0. Come nel primo tempo anche la ripresa si apre con la Genova Calcio dalle parti di Confortini. Ilardo aziona Testore, la sua conclusione trova pronto l'estremo rossoblù, risponde il Cirincione che costringe alla parata scolastica Dondero e siamo all'8° minuto. È dai ritmi decisamente più frizzanti il secondo tempo. Testore si accentra e carica il destro, ignorando Camerano libero di inserirsi. Il destro del classe 2001 si spegne sul fondo scortato da Confortini, ma i padroni di casa sudano freddo al 18° quando sul cross di Pane prima Bergamino e Parodi poi mancano la deviazione aerea vincente. Episodio da Moviola al 72° con Campelli che va giù in area. La Genova Calcio invoca il rigore, il Sestri Levante la simulazione. Il signor Cortese di Bologna indica semplicemente la rimessa dal fondo. Dondero poco dopo la mezz'ora disinnesca in corner il piazzato di Selvatico, mentre Del Nero incorna alto il corner di Cirincione. All'85° il mancino affilato di Giambarresi non trova alcun tocco vincente, spegnendosi sul fondo controllato da Confortini. I 4 minuti di recupero concessi scorrono via senza ulteriori scossoni. Al Ferrando termina 0-0, la Genova Calcio torna a fare punti, si ferma a 6 la striscia di successi consecutivi del Sestri Levante. La Genova Calcio riesce ad arginare lo strapotere del Sestri Levante, perlomeno lo strapotere in termini di classifica. Il Ferrando finisce 0-0, si interrompe la serie del Sestri Levante, la Genova Calcio invece reagisce dopo le 2 sconfitte consecutive.